Benvenuti alla premiazione della 20ª edizione del concorso Racconta Estero. Racconta Estero è il concorso del servizio Scopri Europa dell'IRSE, dedicato ai viaggiatori di ogni età e di ogni nazionalità, ma soprattutto ai giovani e ai giovanissimi. Scopri Europa, per chi non lo conoscesse, è uno sportello informativo dell'IRSE che offre consulenze gratuite a giovani di ogni età che vogliono intraprendere esperienze di mobilità internazionale. Quindi offriamo consigli attraverso delle consulenze per chi desidera per esempio frequentare una scuola di lingua all'estero oppure intraprendere progetti di volontariato, di workaway, su come scrivere curriculum e cover letters per candidarsi a lavori all'estero e molto altro ancora. Il concorso Racconta Estero è poi l'occasione di raccontare in sole 3.000 battute, una volta rientrati o mentre si è ancora in viaggio, la propria esperienza all'estero e magari vincere un bel premio in denaro per nuove esperienze di viaggio, ma soprattutto condividere con altri giovani la propria esperienza all'estero per diventare un po' fonte di ispirazione e di coraggio anche per tutti quei ragazzi e ragazze che magari desiderano partire e sono frenati da dei dubbi o da delle paure. Il bando del concorso Racconta Estero è uscito a ottobre 2021 e si è chiuso a gennaio 2022 con 80 racconti arrivati da tutta Italia. Una commissione interna all'IRSE ha poi letto e selezionato 15 racconti vincitori, 10 per la categoria over 20 e 5 per la categoria under 20, a cui sono stati assegnati dei premi in denaro per nuove esperienze di viaggio. E abbiamo scelto come vincitori quei racconti che si sono distinti per originalità, ma soprattutto quei racconti che ci hanno dato l'idea che quella persona, che l'esperienza di viaggio fosse stata per quella persona davvero formativa e che il racconto contenesse delle riflessioni su tematiche ambientali, sociali, economiche o politiche. Non li abbiamo solamente selezionati e premiati, ma i 15 racconti vincitori sono stati anche pubblicati nell'inserto omnibus del nostro periodico Il Momento, che quest'anno ha il titolo di Le chiavi del futuro, titolo che ho scelto personalmente perché sono davvero convinta che la generazione a cui appartengono per lo più i vincitori e le vincitrici del concorso Racconta Estero sia una generazione che davvero si merita le chiavi del futuro, si merita le chiavi della politica, dell'economia, della sanità, dell'istruzione e più in generale del futuro che vogliamo per l'Europa. E sono gli adulti a dovergliele dare, magari facendo un passo indietro e riconoscendo con grande onestà quanto questi ragazzi e ragazze siano impegnati nel sociale, nella politica, quanto siano in grado di fare intelligenti riflessioni su tematiche ambientali, sociali, quanto siano attenti all'economia sostenibile, alla parità di genere, quanto abbiano sviluppato uno spirito critico e quanto abbiano il senso della collettività. Dare loro le chiavi significa compiere un gesto di fiducia e lasciare che abbiano voce in capitolo su quelle che sono le sfide dell'attualità. Significa ascoltare le loro storie, significa lasciare che siano loro a trovare quelle soluzioni che gli adulti troppo spesso non trovano, ma soprattutto ascoltare le loro storie, che è quello che succederà in questo video, perché saranno proprio loro a raccontare e a raccontarsi nella loro esperienza di viaggio, perciò lascerei a loro la parola. Figlia dell'Italia meticcia. Sono una 2G afro-italiana nata negli anni 90, nell'era della pace sociale, del sogno fallito della multiculturalità. In un caudo autunno riabbracciavo il Senegal, una terra che incarno, vive nei miei capelli, nel mio corpo resistente alla fatica di abitare l'Europa senza avere i lineamenti dell'Occidente. Partivo per una ricerca incentrata sulle questioni di genere. Volevo scrivere una tesi che parlasse di trattati internazionali, ma anche di realtà, privilegi, di Afriche. Il Senegal è sfumature, è presenza a sé e alla collettività. L'estetica e la cura del corpo sono fondamentali. Le donne indossano gioielli dorati e pettinature sempre diverse,
Si ispirano al giallo dei Carrapid e al colore del mare che bagna Gorée, isola da cui partivano gli schiavi, circondata da un'acqua cristallina. Allacciate le cinture, tessevo immaginario. Sei preoccupata? Mi ero chiesta. Non lo ero, ma dovevo essere strategica. Sarei riuscita a scivolare tra i costumi locali, essere abbastanza elegante e femminile agli occhi delle mie zie? Sono abituata a far esplodere i canoni di bellezza imposti, ma questa volta sarebbe stato molto più faticoso. Muoversi tra gli equilibri culturali, sociali, familiari, senza dimenticare se stesse, non è gioco da tutte. Partendo, accettavo la sfida. Mi trovavo a dover rimettere in discussione il mio essere donna, il mio essere bella, il mio essere muratta, tutto in modo travolgente. Dove mi posizionavo? La mia immagine traduceva in esperienza empirica parole lontane, come performatività di genere. Un matrimonio nella sala in stile coloniale della Mairie di Dakar era stato più rivelatore dei 20 paper sulle teorie di genere che avevo ingoiato per scrivere una tesi che nessuno avrebbe mai letto. Una parte di me non ne poteva più sapere di profumi soffocanti e cheme sbiancanti. Asfissiavo, volevo tornare a casa, togliere il reggiseno, smettere di dovermi giustificare. Ma quale casa? Prendendo un aereo cosa sarebbe cambiato? La forma forse, ma non sarebbe stato meno spossante. Che bella bronzata che sei, voi nere siete così esagerate. Cambio di prospettiva, risultato simile. Vi racconto una mia giornata di viaggio in Georgia, tra le montagne del Caucaso. Quell'estate, per diversi motivi, non pianificai il mio tragitto perché i miei piani cambiarono all'ultimo. Sapevo alcuni posti da voler visitare e che mi sarei spostata utilizzando i mezzi pubblici. Il mio racconto tratta di uno di quegli spostamenti in cui mi affidai ad un trasporto non convenzionale e arrivai in un paesino incredibile in cui sembra di essere catapultati indietro di 100 anni. E adesso vado a leggervelo. Come ci sono finita qui? Come ci sono finita in un sedile fissato con mezzi di fortuna nel retro di un doblò, sballonzolando in ogni direzione come una pallina da flipper. Avevo deciso di non pianificare il mio viaggio quell'estate. Avrei scelto dove andare di giorno in giorno. Mi sarei spostata in modo sostenibile tra trasporti locali e autostop. Scendo e mi ritrovo catapultata sul set dell'Albero degli zoccoli di Olmi. 3 bambini rincorrono un maiale giù per la stradina. Degli uomini stanno afferrando un cavallo fuori dalla porta di casa. Ogni abitazione ha l'orto, un paio di capre come raserba naturale e almeno una mucca. La strada dalla quale sono arrivata d'inverno è ricoperta da 6 metri di neve e vengono naturalmente isolati dal mondo circostante. L'estate è il momento in cui si preparano, producono conserve, marmellate e formaggio. Fanno scorta di tutto ciò di cui hanno bisogno entro ottobre. Fino ad aprile prossimo, allo scioglimento della neve, non potranno ritornare in paese. Per tutto l'inverno vivono in un'unica stanza, la cucina, perché è lì che c'è la stufa. Qui cucinano, mangiano, dormono, studiano, suonano. È incredibile come le persone di questa valle sembrino in perfetta sintonia tra loro e devote alla natura che li circonda. E se l'unico modo per poter andare avanti fosse semplicemente fare qualche passo indietro? Ciao a tutti, io sono Valeria e ho partecipato al concorso con un racconto sul Libano, paese in cui mi trovo da più di un anno, prima per motivi di studio e adesso per lavoro. Inizio dicendo che il racconto non comincia neanche a Tripoli, la città del nord del Libano dove vivo attualmente, ma in Italia. In Italia dove a un certo punto ovviamente rientro per le vacanze di Natale e mi trovo a vivere un po' il misto di felicità e disagio, che penso sia tipico di chi vive per periodi prolungati all'estero e soprattutto in un contesto molto diverso da quello di origine. Ed è un disagio che secondo me nasce un po' dalla difficoltà di raccontare la propria esperienza, raccontare quanto questa ci abbia cambiato e
sfidare in qualche modo anche un po' i preconcetti che i nostri amici, parenti e conoscenti a casa possono avere nei confronti di un contesto altro. E quindi un bagaglio, no, che uno si porta dietro anche una volta rientrato a casa, insieme ai ricordi belli, che poi è la conclusione del racconto, a partire dall'ultimo esame universitario preparato sui tavoli di un improbabile caffè molto tradizionale, pieno di uomini principalmente, nella città di Tripoli, uomini che giocano a tavole, cioè backgammon, o che leggono il quotidiano Al-Nahar. Esperienza di cui vi invito a leggere quindi il racconto, e per la cui opportunità ringrazio gli organizzatori del concorso. Atterriamo in tarda mattinata. Ad accoglierci c'è un grigiore triste che trasmette fin da subito una sensazione di desolazione. Un signore di mezza età ci si avvicina e, senza guardarci, ci chiede: «Ragazzi, per quale motivo così tanti italiani vengono a Sofia? Cosa c'è di bello qui?» Il signore è bulgaro, ma parla perfettamente italiano. «Siamo molto curiosi e ci piacerebbe scoprire una città nuova», rispondo. «Ragazzi, la città fa schifo. Ci sono un paio di chiese e qualche museo interessante, ma l'atmosfera che si respira è pessima». Rimaniamo per un attimo sorpresi da questo commento poco incoraggiante, ma decido di approfittare della gentilezza e della disponibilità del signore per sedermi a fianco a lui sull'autobus. Stefan, così si chiama, ha vissuto per anni a Milano, sia per lavoro che per studio. Si occupa di scultura e architettura, arti che ha anche approfondito seguendo alcuni corsi presso la Pinacoteca di Brera. Sofia ha vissuto 3 epoche: l'epoca monarchica, quella comunista e l'attuale democratica. Stefan ci parla con un'accennata nostalgia del passato, sostenendo ripetutamente che la causa del degrado della capitale sta proprio nell'incapacità della gestione democratica attuale. Secondo lui, Sofia era decisamente più attraente nel passato, mentre oggi le differenze sociali sono sempre più marcate, non c'è spirito di innovazione e gli stimoli della vita sociale sono molto limitati. Mentre lo ascolto, schiere infinite di palazzi tutti uguali scorrono davanti ai miei occhi. La cura per l'architettura, lo stile e il design sono molto trascurati. Anche le aree verdi della città sono state rovinate dalle edilizie senza scrupoli. Qui si costruisce senza alcun criterio estetico. Le opinioni che si trovano online su Sofia sono generalmente positive ed incoraggianti. Il turismo viene incentivato facendo principalmente leva sul basso costo della vita. Ciò che però mi ricorderò di questo viaggio non saranno i pochi leva spesi per mangiare, bensì lo sguardo rassegnato ma speranzoso di Stefan, che in cuor suo ancora sogna di vedere la brutta Sofia cambiare aspetto. È in Polonia, a Wrocław o Breslavia, che dir si voglia, che ho passato il mio Erasmus. Wrocław è stato un punto di osservazione privilegiato per cogliere le contraddizioni della Polonia di PiS. Ho osservato le vie del centro cambiare colore nel giro di poche settimane, passando dai cortei variopinti del Gay Pride, di fine estate, alle marce tribali nazionaliste del giorno dell'indipendenza. Un dualismo che si è protratto nei mesi, fino all'esplosione roboante di Straget Kobiet, Women's Strike. Nato in risposta all'introduzione di un divieto quasi totale di aborto, si è presto trasformato in un movimento di protesta netto e generale nei confronti del governo, come facilmente intuibile dal laconico slogan della protesta Vypier Dalak, fuck off. Per settimane, ogni lunedì, l'intero traffico cittadino veniva bloccato da decine di migliaia di persone, nonostante il freddo e nonostante il Covid. La portata e l'eterogeneità di quella protesta mi è rimasta ben impressa. Non l'ho incontrata da nessun'altra parte, né in Italia né altrove, nonostante il mio girovagare. Non mi hanno quindi sorpreso le immagini incredibili delle piazze polacche lo scorso ottobre, quando un'intera generazione si è riversata nelle strade per prendere le distanze dal governo, che a costo di non sottostare agli obblighi comunitari ha scelto di mettere a rischio l'adesione della Polonia all'Unione Europea. Ecco l'ultimo paradosso squisitamente polacco. Parlare di Polexit in uno dei pochi stati membri in cui le persone sono ancora disposte a scendere in piazza per l'ideale europeo. All'inizio del 2018 stetti in un ostello a Nizza, in Francia, lavorando alla reception attraverso un sito chiamato Workaway, il quale permette di viaggiare in tutto il mondo e lavorare in cambio di vitto e alloggio. Decisi in seguito che volevo viaggiare per l'Europa low cost per conoscere delle realtà di vita rispettose dell'ambiente. Partii dal sud della Francia lavorando in una fattoria autosufficiente. Una coppia francese molto carina mi accolse nella loro casa. Prendevamo le felci, dure da tagliare, le spezzavamo con guanti o forbici e le adagiavamo sul pick-up per portarle all'orto. Una volta all'orto le deponevamo ad ogni piantina.
un modo per proteggerle dagli insetti e per mantenere la terra più umida, uno dei metodi utilizzati nella permacultura. In quella fattoria vivevano nel rispetto della natura e di ogni essere vivente. Riutilizzavano materiali, piante, scarti e un sacco di inventiva per creare cose spettacolari. La seguente tappa fu più a nord, infatti andai nei Paesi Bassi, a Eindhoven, dove una famiglia si stava costruendo la casa in modo ecologico. Nel momento in cui io arrivai, si doveva creare l'intonaco fatto di sabbia e argilla mescolati con acqua e ricoprire le pareti di paglia. Anche questa era una famiglia fuori dal comune. Il padre, nel tempo libero, si stava costruendo la casa da sé, con tutte le carte in regola. Feci altre esperienze, una in Belgio e 2 in Danimarca. Imparai a sopravvivere con le mie forze, convivere con il senso di solitudine e accettare il senso di tristezza. Non avere paura, lasciare andare le situazioni che non ci fanno stare bene. Viaggiare da soli ti fa imbattere tutti i giorni in te stesso, ti fa conoscere meglio te stesso. Ti fa scavare dentro te stesso alla ricerca del tuo io più profondo. Non so se avete mai avuto dei momenti in cui vi siete sentiti persi, esauriti. Io ho avuto questo momento nel dicembre 2019, quando ho visto che purtroppo non riuscivo più a gestire la mia vita in una maniera efficiente e indipendente. Quindi ho creato un viaggio che doveva andare attraverso Thailandia, Vietnam e India, e il mio lavoro mi ha dato la possibilità di fare questo tra marzo ed aprile 2020. Ho avuto la possibilità di confrontarmi con altre persone e con me stesso durante i momenti che ho passato nel primo monastero, e dopo ho avuto la possibilità di fare una settimana di effettivo ritiro in un centro di meditazione su un'isola che si chiama Koh Samui, e dopo di ciò ho potuto fare 2 mesi in un paradiso, un'isola che si chiama Koh Tao, dove ho trascorso 2 mesi di isolamento, potendo fare snorkeling, nuotare con tartarughe, ho visto uno squalo, e insomma, diciamo che quando tutti quanti stavano vivendo un episodio di Black Mirror qui in Europa, io ho avuto la possibilità di vivere in un documentario di National Geographic e ne sono molto grato. Quindi ho cambiato la mia vita dopo di ciò, e ho iniziato, quando sono tornato qui in Europa, a restituire tutto quello che mi è stato dato, perché è stato un regalo karmico meraviglioso, e ho iniziato a fare volontariato e ad aprire di più anche il mio cuore, che nell'introspezione della meditazione ho scoperto essere chiuso dalla paura. Ciao a tutti, mi chiamo Dima e con le immagini vi racconterò il mio viaggio. Novosibirsk, ore 4 del mattino, siamo in aeroporto, io con 2 sconosciuti, stiamo per prendere un volo verso Mosca. Siamo sull'aereo, la pista ghiacciata, l'uomo dice che sono i migliori piloti del mondo, la donna guarda fuori dal finestrino ma non è così tanto convinta. Ho 5 anni e la mia unica distrazione sul volo è una gallina bianca. Sì, una gallina, con 2 zampe e un becco. Mosca, Cremlino, San Basilio e il Bolshoi. Ore a camminare. Finora non avevo mai visto niente di simile. Le emozioni sono più grandi di me. Visto, passaporto e ora aereo. Siamo in viaggio. Qui è tutto diverso. Luce, sapori, colori, odori. La donna si chiama Alessandra, l'uomo Marco. Sono stato adottato. Il vero viaggio incomincia ora. Sono partito sicuro di stare facendo la cosa giusta, perché potevo, ne ero grato e quindi dovevo. 17 anni sulle spalle e una testa pesante come un macigno. Direzione Canada, una piccola città del British Columbia, Kelowna. Sapevo più o meno cosa aspettarmi dal posto, un reticolo di strade, case e parchi, circondate da un grigio pallido, surreale. Nella strada una signora sulla sessantina, senza gambe, un corridore con la giacca catarinfrangente, con 4 braccia e le gambe che si confondevano col marciapiede, un bambino dal piede incredibilmente grande. Tutti con uno stesso viso sfocato.
Era questo l'immaginario che Google Earth mi aveva inculcato nella testa. Sono arrivato ed è successo l'imponderabile. Quelle centinaia di facce grigie si sono mostrate come vere. Persone, quindi emozioni, incontri, scontri, quindi conflitto. Essere guidati da impulsi, passioni e ambizioni. Avere quel tanto cercato potere decisionale, sì, mi interessa, quindi lo faccio, punto, senza compromessi. I legami che crei sono, per quanto puri, deboli. Non hanno quel mistico, malvagio potere di influenzarti con un commento, uno sguardo, una risata. Le tue scelte diventano quindi davvero tue. Ed ecco che con la testa leggera, la voglia imperiale di conquistare il mondo e la più amara consapevolezza di quanto sarà difficile portare quella versione di te di cui ti sei follemente innamorato a casa, arriva il ritorno. Questa amara consapevolezza ti porta però ad avere un punto di riferimento, distorto dalla nostalgia, ma caratterizzato da un narcisismo intelligente, giudizioso, capace di metterti alla prova. Quella versione di te ti aspetta, sempre lì, come lo zaino vicino alla porta, ricordandoti che puoi partire, scoprire e tornare, con sempre qualcosa in più. Perché è questo che vuol dire viaggiare. Oggi tocca a me vestire i panni da inviata speciale, studentessa esploratrice di nuove visioni e culture, per imparare a crescere e trasformare un'esperienza intensa, stimolante, impegnativa in spazio e respiro per la mia vita. Destinazione Costa Rica. Partire e tornare diversi. Forse il viaggio, come la vita, è un continuo scambio tra ciò che portiamo e quello che raccogliamo. Parti di noi sparpagliate in questo infinito. Riconoscersi in una prospettiva, in un viso sconosciuto o in un'avventura che ci porta a varcare i confini di ciò che credevamo di conoscere. Tornai con una rinnovata coscienza per ciò che il mio occhio aveva fotografato e per ciò che restava intrappolato nella mente, nel cuore, mentre il vento, ancora oggi, porta con sé in alto i pensieri. Da questo esercizio ho certamente imparato il valore dei rapporti umani, ad apprezzare le piccole cose e saper vivere ogni giorno con il sorriso. Ho imparato a chiedere, condividere ed avere più fiducia in me stessa. Ho incontrato l'amore di vivere. Indosso il vestito buono e immagino anche solo per un istante di ritornare a piedi nudi tra i mondi di questa notte, dove i desideri si vedono meglio. E se prima non ero nessuno, adesso sono me stessa. Io sono Camilla, pura vita. Nel testo che ho consegnato racconto la mia storia del lavoro che ho fatto come ragazzo alla pari in Svizzera nel mese di agosto del 2021. È stata un'esperienza indimenticabile che auguro a tutti i giovani della mia età. In questa esperienza ho potuto conoscere una famiglia spettacolare che mi ha ospitato, ma soprattutto tutti i bambini dei quali mi sono preso cura. I bambini erano 3 e il mio compito era quello di gestire i lavori della casa, ma soprattutto aiutare i bambini, aiutarli anche in ambito linguistico, quindi aiutarli ad apprendere la lingua italiana. Questa esperienza mi ha dato la possibilità di capire tante cose, tra cui anche la difficoltà che a volte può esserci nel trasmettere un linguaggio e nel far capire appunto a dei bambini determinati termini o comunque una nuova cultura, un approccio con una nuova cultura che è quella italiana. Durante questo viaggio ho potuto anche esplorare quella che è la Svizzera, quindi viaggiare. Io mi trovavo a Sarnen, in un paesino in provincia di Lucerna, ed è stata quindi una bella esperienza perché mi ha permesso di viaggiare molto e ho conosciuto anche una ragazza che poi è diventata una mia grande amica, che si chiama Iana, che saluto, e che grazie a lei ho potuto diciamo scoprire ed avere un approccio anche con il mondo, quello che possiamo chiamare il mondo giovanile svizzero, quindi con tutti i giovani che e appunto le varie differenze che ci sono tra questi due paesi che sono molto vicini ma che hanno anche molti aspetti diversi in ambito culturale. Ringrazio tutti per la disponibilità di poter partecipare a questo concorso e soprattutto auguro a tutti i ragazzi come me della mia età di poter scoprire il mondo e di viaggiare senza aver paura, perché viaggiare è bellissimo, ti colora la vita, e quindi auguro a tutti di questa esperienza e tante altre. Ciao!
Buongiorno a tutti e grazie a IRSE per l'invito. Mi preme introdurre il mio saluto con un sincero ringraziamento agli organizzatori di questo concorso Racconta Estero, iniziativa di successo che si propone da tempo. Bravi perché grazie a questo concorso diamo la possibilità a giovani viaggiatori di raccontare la loro esperienza al fine di farla conoscere a chi non ha potuto visitare le loro mete. I racconti, una ottantina quelli pervenuti, sono frutto di esperienze di viaggi, studio o di lavoro, ma anche di svago e di impegno sociale. Tutti motivi validi per conoscere il mondo. La BCC Pordenonese e Monsile, come tutto il mondo delle BCC, si accomuna con IRSE per l'impegno alla crescita consapevole delle nuove generazioni. Tale crescita passa obbligatoriamente attraverso la conoscenza. Ma secondo noi non bastano le informazioni apprese dai libri, seppur importanti, ma attraverso l'esperienza e la conoscenza diretta. Viaggiare infatti arricchisce, il vostro lavoro ben raccontato lo dimostra. Il viaggio ci regala conoscenza, la conoscenza ci porta a capire le altre culture. Capire ci permette di comprendere e accettare usi e costumi diversi dai nostri. Al fine viaggiare ci unisce, ci rende cittadini di un unico mondo. Attraverso i vostri racconti, parte di queste esperienze vengono messe a disposizione dei fortunati lettori e di questo ve ne siamo particolarmente grati. Un complimento ai 15 viaggiatori per aver saputo raccontare meglio di altri il loro bagaglio di esperienze. Saluti a tutti!